Buonasera a tutte e tutti, benvenuti e benvenute all'incontro di Retroscena, appuntamento a cui siamo molto affezionati, noi dell'Università, il Circolo degli Attori, ovviamente il Teatro Stabile. Questa sera abbiamo attori e regista dello spettacolo in scena al Carignano, ha debuttato ieri sera, Otello, con appunto la regia di Giorgio Pazzotti, e qui abbiamo tutto il magnifico cast dello spettacolo. Allora, io che sono molto miope, ho visto lo spettacolo ieri sera e, come spesso accade quando si vedono gli spettacoli, poi quando vedi gli attori da vicino ti sembrano tutti diversi da come li hai visti, come non li hai visti. Allora, adesso ve li presento, alcuni non hanno bisogno di presentazioni, ma io li presenterò lo stesso. Di fianco a me Salvatore Rancatore, che recita la parte del Doge, Giacomo Giorgio, che è Otello, Giorgio Pasotti, Iago, Claudia Tosoni, Desdemona, Dalia Ali, Emilia, arrivo. Dove sei? Andrea Papale, Cassio, scusate, abbiate pazienza. Gerardo Maffei, Brabanzio, e Diego Migeni, Roderigo. Ve li ho presentati tutti e dico due parole brevissime di introduzione, poi ovviamente lascio la parola loro, perché questo è il momento per ascoltare gli attori fuori dalla scena in un altro contesto e sentire come è stato condotto il loro lavoro, eccetera. Appunto, ieri sera abbiamo visto, qualcuno l'ha visto, qualcuno lo vedrà, un allestimento di Otello dove saltano, come dire, agli occhi immediatamente e salta agli occhi l'attenzione a una forma di attualizzazione e anche di sintesi. Ovviamente i testi shakespeariani nascevano in un contesto teatrale dove si poteva stare a teatro molte ore. Oggi noi ragioniamo diversamente, ma la logica della condensazione è una logica molto diffusa e assolutamente condivisibile, perché rende fruibile dei testi che sono dei classici ma che continuano a parlarci. Allora, la chiave che questo Otello propone in maniera nitida è quella di parlare di cose che sono nel testo, cioè di sottolineare degli elementi che sono presenti nel testo, mettendo per esempio in chiaro alcune parole che nel testo non ci sono perché non esistevano, diciamo, all'epoca di Shakespeare, che sono il tema del razzismo e il tema del femminicidio, che mi sembrano, sono due temi in Shakespeare, ma Shakespeare non ne parla in questo modo e non usa queste parole. Leggere Shakespeare attraverso la lente del contemporaneo porta in luce questi temi, e lo spettacolo, che è molto asciutto perché c'è una scena importante che gioca con questo specchio molto suggestivo su cui si riflettono delle immagini che evocano i luoghi dell'Otello, che sono Venezia e Cipro, ma in realtà la scena è praticamente nuda, ci sono solo gli attori, pochissimi oggetti, ed è la parola e le dinamiche di scena ovviamente a rendere evidente queste tensioni e a portare in luce alcuni temi che mi sembra abbiano attirato l'attenzione e abbiano forse motivato la scelta di questo testo. Allora, partirei chiedendo a Giorgio Pasotti proprio da dove è nata l'idea di fare questo Otello, come questo sinceramente non lo so, da dove è nata non lo so, te lo sto chiedendo davvero. Un'altra cosa che ti chiedo davvero è il lavoro di Dacia Maraini sul testo, se è stato, insomma, se avete lavorato insieme o se, non so come sia avvenuto questo processo, e quindi penso sia interessante scoprirlo. Grazie, buonasera a tutti. Intanto grazie di questa accoglienza. Noi siamo abituati a fare questo tipo di incontri in sale anguste, abitate da poche persone,
Invece ad accoglierci c'è questa meravigliosa sala in questo meraviglioso palazzo e un'organizzazione impeccabile, quindi grazie a Torino, città che amo, e anche questo ne è una prova, insomma, quando le cose si sanno fare bene. Quindi grazie intanto per questa meravigliosa accoglienza e organizzazione. Dopodiché, passando insomma, vado a toccare tutti i punti. Intanto la presentazione che lei ha fatto è impeccabile. Diamoci del tu. La presentazione che hai fatto è impeccabile perché non voglio ovviamente dire troppo alle persone che non hanno ancora visto lo spettacolo, perché in effetti la scenografia è molto spoglia di elementi scenografici. A me poi di base non mi fanno proprio impazzire avere troppi elementi scenografici, mi ricordano un teatro, come dire, un po' datato, ecco. Invece la pulizia la pulizia scenografica ha dato risalto alla parola, che era ciò che, come dire, mi premeva raccontare. Il gioco di specchi non è un'idea mia, è un'idea di un regista polacco, Józef Swoboda, che la utilizzò per la prima volta nella Traviata degli specchi, soprannominata Traviata degli specchi, e l'idea fu un'idea tanto banale, tanto geniale. Lui a tavola si rese conto con un coltello che, inclinando il coltello a 45 gradi, la briciola di pane poteva essere vista in una forma nuova, e gli venne l'idea di utilizzare questo semplice specchio inclinato di 45 gradi sul palcoscenico, utilizzando dei tappeti dove gli attori, ballerini, cantanti si potessero muovere. Quindi io ho rubato questa idea e l'ho portata però in prosa. Perché l'ho fatto? Non perché mi piace rubare, non sono un cleptomane, ma semplicemente perché questo testo, nella messa in scena che avevo in mente, mi poteva, secondo me, far funzionare molto di più a livello proprio di visione del pubblico, quasi fosse una visione bidimensionale, quindi ciò che il pubblico non è mai abituato a vedere, quindi il retropensiero di un attore, perché come voi sapete gli attori non possono teoricamente voltare le spalle al pubblico, mentre invece adesso con questo specchio noi lo possiamo utilizzare e voi mantenere quel contatto con l'espressione, l'intenzione dell'attore. La domanda invece su Dacia Maraini è altrettanto semplice. Io ritengo Dacia Maraini una delle donne più illuminate di questo secolo, per cui abbiamo preso il coraggio, sì, e ho telefonato, ci siamo messi in contatto con Dacia, ho chiesto a Dacia quello che io volevo dalla sua penna, quindi volevo un Otello che raccontasse dal punto di vista più femminile, quindi dal punto di vista di Desdemona o anche di Emilia, ma quello che era il sentimento di una donna che subiva una violenza di questo genere. Sappiamo tutti che l'Otello è molto al maschile, cioè tutte le versioni, o la maggior parte delle versioni, quantomeno l'originale di Shakespeare, era incentrata su quest'uomo, su questo guerriero molto forte, che arrivava ad uccidere la propria compagna per gelosia. E poi c'è Iago, che è il motore di tutta questa violenza. Ecco, io ho cercato di defilare Iago, metterlo un po' in disparte e mettere la lente di ingrandimento su due amanti, ma soprattutto vivere con Desdemona quello che una donna possa pensare, subire nel momento in cui viene perpetrata una violenza di questo genere, così forte. E la fortuna ha voluto che Dacia Maraini dicesse sì, mi va di collaborare con voi, e ha scritto il testo assolutamente in maniera autonoma. Poi sì, ogni tanto ci sentivamo, io chiedevo dei cambiamenti, piccoli, grandi, suggerimenti, ma sostanzialmente l'ha riscritto Dacia Maraini, e di questo sono assolutamente felice perché, ripeto, è una donna che non ha bisogno di presentazioni, ma è sicuramente quello che mancava a questo progetto, l'anello mancante di questo progetto, cioè una persona che desse intanto una patente di rispettabilità al testo,
e al progetto, ma soprattutto che conoscesse l'universo femminile e lo potesse descrivere in maniera del tutto perfetta, come almeno credo lei abbia assolutamente fatto. Grazie, ma torniamo ovviamente torneremo insomma su una serie di temi che hai già anticipato. Allora, c'è uno Iago e ovviamente c'è un Otello. Dico una cosa così un po' fuori verbale. Mi ha sorpreso il tuo Iago, perché tu sei normalmente non sei associabile a personaggi negativi, e questa è una scelta interessante perché vabbè, io poi ho una particolare affezione alla tua interpretazione in Dopo mezzanotte, quindi il legame con Torino è proprio molto forte, dove sei insomma molto giovane, però sei rimasto praticamente... Speravo lo dicessi. Sei rimasto così. Quindi mi ha sorpreso, lo sapevo leggendo ovviamente il programma di Sala, che mi sarei trovata di fronte a te nei panni di Iago, però effettivamente è una scelta particolare. E viene fuori uno Iago meno torvo, più dinamico e forse appunto meno sinistro, anche perché il fuoco effettivamente si sposta dalle trame a volte imperscrutabili di Iago, invece ha una dimensione che è più attenta alle dinamiche uomo-donna, a una struttura patriarcale che in questa lettura viene estremamente esaltata nella sua perverso meccanismo, ovviamente non valorizzata come positiva. Quindi c'è questa dialettica Iago-Otello, che ovviamente è la struttura portante del dramma, ma c'è una differenza forte tra di voi a livello di fisionomia, di età, di storia, no? Quindi siete un po' due mondi che si incontrano anche sul palco, e la presenza di Giacomo Giorgio, che non so se è la prima lavoro teatrale che fai? Sì, così grosso, sì. Hai il compito non semplice di interpretare un personaggio che è stato tra l'altro un cavallo di battaglia di tantissimi attori. Insomma, l'Otello ha una tradizione, una fortuna scenica incredibili, per cui insomma tutti gli attori che si trovano di fronte a personaggi, anche a Iago, perché poi a volte si invertono. Gasman e Randone facevano una sera uno, una sera l'altro, che è una possibilità, pensateci, di alternarvi. Allora, questo Otello, intanto come hai reagito di fronte alla possibilità di recitare un personaggio così importante? Io ho notato una cosa, non so come l'avete pensata insieme, come ci siete... insomma, Otello è un soldato. Tutti i personaggi, a parte il doge, sono molto presenti fisicamente perché è un mondo di uomini e di soldati, e Otello è l'incarnazione forse più forte, più solida del soldato, ma anche dell'altro, di qualcuno che appartiene a un mondo che viene percepito come pericoloso. Ho visto questo lavoro molto sulla tua presenza, sulla tua verticalità, e poi a un certo punto, quando le cose incominciano a incrinarsi, quando il sospetto verso Desdemona si fa più forte, tu ti pieghi. C'è un gesto che ripeti 2 volte, che è come se questa solidità del personaggio si spezzasse, e tu fai questo movimento di autolesionismo, potremmo dire, come se questa testa non riuscissi più a controllarla. Adesso è un appunto così, però sarei curiosa di sapere come ti sei avvicinato, come hai ragionato su questo personaggio e come avete ragionato insieme per arrivare a portarlo sulla scena. No, grazie, sono molto felice che hai notato questo cambiamento, perché è una linea che abbiamo deciso con Giorgio di prendere fin da subito, no? Questo atteggiamento fisico del generale, che era
necessitava essere chiaro fin da subito, e poi questa rottura fisica, questo appunto sempre di più curvarmi verso avanti perché la testa pesa, non riesce più a pensare, non riesce più a controllarsi. Quindi questa è proprio una scelta stilistica, e sono contento che, insomma, stilistica interpretativa, mi sono contento che si è notato. Ma la cosa è nata che ci siamo sentiti e io inizialmente non volevo farlo per paura, logicamente, per cui dicevo: Giorgio, ma ti ringrazio, ma io non so se posso fare l'Otello, perché avevo chiaramente paura di confrontarmi, non avevo mai fatto un personaggio così grosso, un protagonista in teatro non l'avevo mai fatto, poi l'Otello appunto porta nomi prima di me, ma anche contemporanei. Lui mi ha chiamato mentre lo facevano Denzel Washington e Jake Gyllenhaal alla Broadway, cioè, capito? Giusto per dirne uno così. Quindi ci ho messo un po', e poi dopo però mi sono convinto, e devo dire che ma non perché appunto per paura di confrontarmi con un testo così grosso, e alla fine devo dire che quello che ho fatto è stato semplicemente affidarmi alla regia e cercare di restituire al meglio quello che potevo dare in base ai miei strumenti, per cui io, essendo un attore chiaramente più cinematografico più che teatrale, ho cercato di restituire un po' una verità scenica che mi risultava coerente. Anche questa cosa, poi con lui, lui è anche un attore teatrale logicamente, però insomma è stato un lavoro che è venuto fuori, e quindi niente, insomma, speriamo di aver, non so, forse qualcosa è venuto fuori. Beh, intanto c'è da dire che abbiamo tutti lavorato tanto. Abbiamo lavorato tra l'altro a Roma a giugno, voi fortunatamente siete, immagino, di Torino quantomeno, ma a Roma c'erano credo 80 gradi a giugno, e abbiamo lavorato sotto un capannone di questi industriali dove la temperatura veniva moltiplicata non per 2 ma per 5. E devo dire che tutti quanti, io poi come regista sono un po', si dice adesso, demanding, e forse un po' troppo, però gli ho, come dire, tirato il collo a questi attori, e devo dire però mi hanno seguito, hanno lavorato tanto in maniera davvero tosta, dura. Mi piacciono gli attori che si fidano del proprio regista e si affidano, e questa è la base assolutamente su cui costruire qualsiasi tipo di personaggio. Riguardo invece, poi faccio ovviamente parlare gli altri, noi abbiamo abbassato volutamente l'età dei due amanti. Di solito l'Otello sono più adulti, e quindi mi funzionava invece questa sorta di fiducia che l'Otello manifesta nei confronti di Iago, proprio per anche un discorso di età. Si affida come fosse una sorta di padre, zio, fratello maggiore, non lo so, e quindi non avevamo bisogno di raccontare uno Iago molto più criptico, molto più... C'era anche una fiducia proprio fisica che si leggeva anche dal punto di vista proprio fisico, quindi un uomo maturo con un ragazzo, e quindi c'è anche quell'affidarsi proprio per età, ecco, semplicemente. Grazie. Allora, passo a Desdemona, a Claudia Tosoni. Insomma, abbiamo già in parte affrontato alcune questioni. È interessante come in questa lettura e in questo allestimento, appunto, come dicevo prima, alcuni elementi che sono assolutamente presenti nel testo originale, ma qui vengono anche proprio esplicitamente evidenziati. Penso al momento in cui tu ti rivolgi a Brabantio e dici padre padrone, razzista, cioè a un certo punto il tuo personaggio sembra prendere appunto una forte consapevolezza rispetto al sistema
entro cui è prigioniero. Però la cosa interessante della dinamica tra, per esempio, Desdemona e Emilia è che Emilia è più disincantata in fondo, cioè è come se, anche lì anagraficamente forse Emilia è un po' più vecchia di Desdemona, cioè Desdemona comunque preserva una sorta di fiducia nell'amore, nella possibilità anche di liberarsi. Tanto si libera dal padre, almeno fuggendo con Otello a Cipro, e poi insomma la perdita graduale di fiducia, che il sospetto che comincia a mordere i pensieri di Otello, trovano in Desdemona una forma di resistenza che è molto dolce, e tu come dire, amplifichi questa dimensione di dolcezza del personaggio di Desdemona. Sì, allora, innanzitutto non mi ricordo chi l'ha scritta o detta, ma c'è una frase che quando abbiamo iniziato a lavorare a questo testo io penso sempre, che dice che le donne hanno paura di essere uccise, gli uomini hanno paura che si rida di loro, che è una cosa che già fa capire, no, un po' la forma mentis della società, ma anche un po' del mondo, no? E un po' di come siamo fatti. Dico proprio due cose sperando di non essere pesante. Leggevo proprio ieri perché ho fatto un'intervista, quindi ho detto vabbè, voglio un attimo informarmi anche sui dati, no? E l'anno scorso ci sono state 85 vittime di femminicidio, quindi sono circa 7 donne al mese, e l'ultima risale a 18 ore fa, leggevo prima, di questa donna in Brianza che è stata accoltellata dal compagno con questo bambino di 2 anni in casa perché stavano per separarsi. Quindi questo per dire che questo è un testo del inizio XVII secolo, che sembra scritto ieri, soprattutto con il taglio registico e anche di riduzione che è stato fatto in maniera molto bella da Giorgio, perché non c'è l'intervallo, scorre tutto molto velocemente, c'è anche questa idea scenografica che tiene incollato il pubblico e lo coinvolge al massimo proprio con questa proiezione, no? E io avevo la tendenza, proprio per rispondere alla tua domanda, ad affrontare questo personaggio fin da subito con una maggiore aggressività, che fa parte anche, per fortuna aggiungo, delle nuove generazioni, no? Di questa rabbia che ci portiamo dietro da mamme, no? Insomma, che abbiamo accumulato, no? Nel corso degli anni, proprio perché la domanda è: perché succede tutto questo? Giorgio ha sapientemente cercato in ogni modo, devo dire, di far sì che Desdemona all'inizio sia, soprattutto con suo padre, ma proprio nella prima parte di questo spettacolo, il più dolce possibile, per creare una differenziazione anche con la seconda parte, no? Anche l'idea di questa fiducia nel credere ancora all'amore, ma anche al fatto che possa essere tutelata da questo sentimento. In realtà è un personaggio che per tutto il corso dell'opera, come anche le donne vittima di questo fenomeno agghiacciante, è sola. Cioè Desdemona è sola tutto il tempo, non riesce ad essere capita da suo padre. Forse l'unica, ecco, con cui riesce ad avere una comunicazione è Emilia, ma poi la differenza del ruolo, no? Anche la differenza nel poter affrontare il rapporto con il suo uomo. Emilia ci ricorda un po' più le donne d'un tempo. È una donna più arrendevole che deve accettare il suo destino causa la sua classe sociale, causa una serie proprio di componenti, no? Quindi la vediamo fin da subito che capisce quello che sta succedendo, ma accetta il suo destino. Desdemona mantiene ancora quella componente di combattività che però poi la porta alla morte, perché questa fiducia e questo anche allontanare la sua famiglia, perché lei allontana suo padre, e spesso purtroppo anche i giovani oggi fanno questo. Cioè quando una madre o un padre dicono allontanati da questa persona, non ti fa bene, qual è la tendenza? Che non si crede, no? a quello che ci viene detto, e si continua imperterriti con la propria idea. E poi succede quello che succede. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, la tendenza è quella di avere sempre una forte rabbia nei confronti di questo testo, perché è un testo che è importante portare a teatro, e ringrazio anche per questo Giorgio, perché è importante parlare di certe cose. C'è un'altra frase bellissima di Alda Merini che dice che è riuscita a trasformare l'orrore in poesia, e secondo me l'arte fa proprio questo, no? Attraverso un bel film, attraverso chi viene a teatro e chi lo fa.
cioè trasformare questa cosa in qualcosa di bello, fruibile a tutti e soprattutto che lancia un messaggio importante, cioè, se posso permettermi di dirlo, che non bisognerebbe, no, poi lasciar sole queste persone e capirle anche nel non voler ascoltare. Ecco, e questo testo ci dice anche questo, e Desdemona secondo me lancia anche un po' questo messaggio, cioè l'essere alla fine sola. E penso che questa sia, ecco, una cosa che mi fa piacere che hai sottolineato di questa parte della dolcezza, perché era proprio quello che Giorgio, insomma, voleva dal personaggio. Con grande insistenza. L'ho detto, con grande insistenza, sì, è vero. Allora, ho il Doge qui di fianco a me, niente un po' di meno. Allora, il Doge è uno, insomma, dei tanti, insomma, i drammi shakespeariani e le commedie sono sempre una selva di personaggi. Qui c'è una riduzione. Guardo l'orologio perché perdo sempre il senso del tempo, quindi devo andare un po' veloce perché sennò non riusciamo a far parlare tutti. Il Doge è un personaggio che forse non si capisce bene come possa essere fatto, no? E qui c'è una lettura molto forte, perché precisa. È un Doge bizzarro, quasi un fool in realtà, cosa che non è nel dramma shakespeariano, ma in questo caso invece è un Doge anche molto comico, perché è sicuramente una parte più lieve, anche se poi in questa comicità c'è anche un'idea del potere che è un luogo vuoto, vacuo, superficiale, e quindi è una lettura divertente, ma anche forse un po' grottesca, un po' che fa ridere storto. Allora mi chiedevo, questo un po' la domanda ricorre, come siete arrivati a lavorare su questo Doge così eccentrico, immagino che vi siate divertiti a concepirlo, e insomma, quindi qual era la genesi di questo bizzarro potente. Buonasera a tutti. Ho un duplice privilegio, no? In questo spettacolo. Il primo sicuramente, e non accade spesso, faccio questo mestiere da tanto, accade sempre di meno che un regista ti dia al 100% la possibilità di creare qualcosa. Io sono stato fortunato perché all'indomani della ricezione del copione, della prima stesura del copione, ho un vocale di Giorgio Pasotti che conservo come una reliquia, salvifico, dove mi dà delle indicazioni di regia 4 mesi prima che iniziassimo a fare le prove, che è stata una sorta di mappa che ho seguito, e quindi da lì poi va bene, ci siamo divertiti. Questa è la cosa, mi sono divertito, credo che si siano divertiti i miei colleghi, si sia divertito Giorgio a lavorare su questo personaggio. Mi ricordo che ritornavo a casa e mi ritrovavo un messaggio, una chiamata di Giorgio, e mi diceva ma potremmo inserire gli inglesismi, e dicevo ma come gli inglesismi? Dico, sta cosa sta diventando una roba un po', stiamo perdendo la mano secondo me. Sicuramente vabbè, un aneddoto che mi piace ricordare è che ero a Roma e in questa casa, avevo affittato una casa, e questa ragazza che mi aveva affittato la casa c'aveva uno schermo gigante. Io una notte non ho dormito perché ero in preda al panico del creare questo personaggio. Mi sveglio alle 5 del mattino e vado su YouTube in cerca di qualcosa che mi potesse aiutare. Siccome il dio del teatro esiste, la prima cosa che mi appare è Freddie Mercury. E dico wow, dico Freddie Mercury. Infatti mi ricordo, arriva la mia compagna che mi vede alle 5 del mattino guardare YouTube e dice vabbè, per fortuna fa lo stesso nostro mestiere, quindi mi ha perdonato.
E quindi da lì poi, vabbè, siamo partiti e credo che il privilegio di essere, di avere la possibilità di creare, per noi che facciamo questo mestiere, non accade spesso. Credo che questa cosa, Giorgio dice, noi ci siamo affidati a lui, ma anche lui ha avuto una grande fiducia e questa non è credetemi, è una rarità in quello che facciamo noi. E l'altro privilegio è sicuramente quello di essere full nell'hotello, e se ci pensate esiste in Re Lear, nel Matto, esiste nella Bisbetica Domata con Grumio, esiste anche nella Tempesta. Caliban è un full, esiste in Sogno Notte Mezz'estate, Puc, non esiste nell'hotel. Forse è l'unica tragedia dove non c'è, e quindi avere la possibilità di entrare e fare questa cosa un po' folle mi fa stare bene, e credo che regalando anche un sorriso così possa far star bene il pubblico. Sì, poi hai anche, adesso non per spoilerare il finale, ma insomma hai un ruolo che non è insomma è una chiusa, è un appello al pubblico molto, insomma, molto chiaro, molto nitido. Perdonami se... essendo io un attore, io amo profondamente gli attori. Ci sono registi che odiano gli attori, perché vorrebbero essere degli attori ma non lo sono stati. In realtà io amo talmente tanto gli attori che per me davvero il detto non esistono piccoli ruoli o grandi ruoli è assolutamente vero. E infatti tutti i ruoli qui presenti hanno tutti una circolarità, quindi hanno una nascita, uno sviluppo e una conclusione. Non avrò mai che faccio una regia di cinema o di teatro, degli attori la cui vita rimane sospesa. Proprio perché credo invece in un contesto, anche per il pubblico, che vivano un percorso insieme agli attori, ai personaggi, che sia il Doge, che è uscito questo Doge folle, ma che sia anche un Roderigo, Brabantio, lo stesso Cassio, la stessa Emilia, hanno tutti una vita e una circolarità. E questo è molto importante. Prima di introdurre gli altri attori, volevo dire che sia il ruolo del Doge che il ruolo per esempio di Brabantio abbiamo scritto ex novo delle scene che non esistono nell'Otello. C'è una scena particolarmente che io sono molto affezionato, in cui Brabantio, il padre di Desdemona, raggiunge Desdemona a Cipro, cosa che non avviene nel testo classico. Ed è una scena a cui sono molto affezionato perché è una scena che è molto vera. Quando un padre sostiene e educa la propria figlia dicendo è meglio che tu non faccia determinate cose. Poi però, come spesso accade, immagino che ci siano padri qui in questa sala, che molto spesso poi si cerca di far cambiare idea ai propri figli, ma non ci si riesce. Per cui si fa un estremo tentativo, anche cambiando noi stessi. Quindi Brabantio, da che era un padre padrone, si ripresenta a Cipro con un fare diverso, con un fare molto più da padre, dolce, cercando di capire, comprendere le motivazioni della figlia, non accettandole, ma dandogli semplicemente un suggerimento. E questo è una scena che... Adesso io non so quante persone hanno visto lo spettacolo, non vorrei dire, vi chiedo come a scuola di alzare le mani, almeno ci rendiamo conto di quello che possiamo dire o non dire. Perfetto, quindi i più non l'hanno visto, quindi quindi ho già fatto una gaffa a spoilerare una cosa che l'avessi saputo non l'avrei detta. Quindi mi azzitto e lascio la parola a chi? A Emilia. Allora, Emilia, appunto, è interessante questa, in realtà adesso non è però mi aiuta fare un ragionamento mettendo insieme Shakespeare e insomma evidenziando come una lettura nuova possa insomma modificare alcuni equilibri. Nel caso scompare un personaggio che è Bianca e rimane questa coppia di donne che si scambiano anche delle considerazioni sugli uomini e Emilia, che è la moglie di Iago,
lo dico per chi, ma lo sapete sicuramente tutti quanti, è un'amica di Desdemona, ma fino a un certo punto, nel senso che poi di fatto la vicenda del fazzoletto parte da Emilia. Ma la cosa che a me più ha sorpreso, che forse non avevo colto e che in questa lettura ho colto molto bene, e forse in questo c'è anche un lavoro un po' però me lo direte voi, l'emergere di questo matrimonio infelice, di questo marito che disprezza profondamente la moglie. Credo che questo, adesso non ho riletto tutto il testo per controllare, però è un aspetto che, sì, è una donna del passato, perché è una donna che in fondo subisce un matrimonio che non le piace, ma questo aspetto mi ha molto, appunto, mi ha colpito la fiducia, la speranza che Desdemona, nonostante appunto il padre cerchi ma in qualche modo fino alla fine spera e confida nell'amore, mentre Emilia è completamente disincantata. E questo momento di vostro, in cui vi dite delle cose molto, adesso scusate, non me lo ricordo alla perfezione, brutte, molto brutte, perché mi ha sorpreso appunto, la violenza di un momento diciamo, in cui si scopre la relazione uomo-donna in un contesto dove appunto alla donna sostanzialmente è chiesto di non interferire più di tanto e di stare zitta, perché c'è questa questione del tu parli sempre, adesso appunto non ricordo le battute, ma insomma, quindi come avete lavorato su Emilia, come l'avete anche un po' forse ridefinita in alcuni passaggi? Sì, assolutamente. Allora, grazie a tutti e a tutte e a tutte, grazie mille. Emilia, a mio parere, rappresenta la normalizzazione in una maniera esasperata della dinamica che già agisce e che in un certo qual modo continua a fare agire. Lei ormai normalizza i soprusi e gli abusi verbali e psicologici del marito. Chissà dietro le porte di casa quanti altri fisici saranno avvenuti, chissà quanti schiaffi ci sono stati che noi non vediamo sul palco, chissà quante cose. E lei ormai è abituata a tal punto che quando Desdemona piange ed è disperata, dice lui è padrone, riprendendosi ovviamente a Otello, ma riportando la dinamica che vive nel suo matrimonio, lui è padrone e noi dobbiamo obbedire. Chissà quanti genitori hanno detto alle proprie figlie un giorno sarai sposa e dovrai obbedire. Lei rappresenta questo, rappresenta anche in un certo qual modo mia nonna forzata al matrimonio, rappresenta mia madre che per anni è stata infelice nel matrimonio, rappresenta tutto questo, ma anche lo scegliere di restare silente, perché il restare silente fa parte del gioco. Ed il suo break-even point, il suo punto di non ritorno, il punto di rottura definitivo, è un punto di non ritorno. E tuttora mi chiedo se lei lo sa, che nell'istante in cui inizierà a parlare tutto le crollerà addosso. Forse sì, forse no, ma in lei agisce un incendio nel vedere l'unica cosa buona che aveva Desdemona andarsene, che in quell'istante a mio parere non lascia spazio ad ulteriori domande. È quell'istante in cui si rende conto che veramente è tutto così complesso e tutto così sfaccettato che sradicare tutto parte da oggi, parte da subito, che è molto spesso quello che avviene a noi ragazze, vedere un sopruso vissuto da un'amica, assistere a una cugina che dice ho vissuto questo, è successo questo. È questo che molto spesso ci fa aprire gli occhi all'interno di un sistema che appunto continua a normalizzare. Quante volte i media, quante volte i giornali parlano di femminicidi dicendo che cosa ha fatto lei e non che cosa ha fatto lui. Probabilmente se fosse successo oggi, quello che succede nella storia scritta 500 anni fa, avrebbero detto che Desdemona verosimilmente tradiva Otello, non che Otello ha ucciso Desdemona. E anche attraverso questo parlare, questo normalizzare, questo continuare a banalizzare che permettiamo al patriarcato di agire, che rappresenta pienamente Emilia all'inizio sicuramente. Grazie. Cassio. Sì. Buonasera. Buonasera Cassio. Allora, buonasera Cassio. Buonasera Cassio. Allora, nel rivolgerti una domanda aggiungo un elemento che riguarda i costumi e che riguarda
un richiamo che è molto esplicito peraltro alle arti marziali, a qualcosa che so essere una tua passione, una tua pratica. Quindi mi ha colpita il fatto che Cassio è un personaggio particolare, perché da un lato è funzionale, perché prima cioè, è sempre un po' una pedina, perché è colui che, diciamo, frega il posto a Iago e quindi è colui che fa scattare insomma, la sua rabbia, però è anche sospettato di aver avuto una... insomma, ci sono tutti questi elementi per cui Cassio non è mai veramente azione, quasi sempre, diciamo, subisce delle... però c'è questa dimensione legata al costume, legata diciamo, all'arte marziale, che dà a Cassio, come anche a Roderigo, una fisicità e appunto qualcosa che ha a che vedere con il ruolo di soldato, che è il suo, ma non è quello di Roderigo, ma insomma c'è questo filo che vi unisce, che unisce i personaggi maschili in questo costume che evoca ovviamente anche mondi lontani, perché poi ovviamente sono costumi che richiamano tante altre dimensioni culturali che non sono nell'Otello, ma insomma possono arrivare attraverso un'idea di alterità. Quindi mi chiedevo come avevi lavorato su Cassio, cosa avevi pensato del personaggio di Cassio, quale potesse essere per te una chiave per dare una profondità a questo personaggio, che in realtà è un personaggio molto bello, però sempre... No, difficile, è un personaggio difficile. Perché, grazie anche di questo. No, perché ci sono, come dire, a volte dei chiaroscuri. Cassio appunto è un po' funzionale alla vicenda, però poi ha dei momenti in cui emerge una personalità di Cassio come uomo in fondo onesto, no? Sì, Cassio è puro, Cassio è un soldato, infatti abbiamo lavorato con Giorgio tantissimo sul fisico, sul corpo, in questo famoso tendone al caldo con 80 gradi e Giorgio è anche molto fisico, un atleta, io non tantissimo, quindi è stato un lavoro molto interessante, perché mi ha fatto togliere tutto ciò che c'è di me nel personaggio. Ogni volta che provavo durante le prove a mettere un qualche cosa di un po' più moderno, mi faceva togliere, perché è stato un punto di partenza su cui poi aggiungere delle crepe che sono quelle che piano piano si vedono e si aprono sempre di più in Cassio, in quello che succede, perché lui è anche visivamente granitico, è un soldato, è duro, però è un capro espiatorio, appunto, è vittima vera degli eventi e alla fine si ritrova, perde tutto, perché lui perde Otello, che non è solo generale, è anche un fratello sostanzialmente, perde Desdemona, che è un'amica di vecchia data, perde Emilia, con cui c'è un quasi interesse, diciamo, sentimentale, comunque un interesse, perde tutto, e quindi queste crepe di emotività che lui tende a evitare, in realtà alla fine scoppiano con un urlo che secondo me è un po' anche il punto di vista del pubblico quando succedono delle cose così tremende, così brutte, perché lui urla vendetta, ma non è una vendetta violenta, è una richiesta di giustizia, e quindi questo urlo viscerale è un po' quello che pensiamo tutti nel momento in cui vediamo cose così tremende, pensando basta, è un ora basta. Che poi il Cassio in realtà rappresenta anche la lealtà, e se poi nella storia ovviamente subisce dei soprusi, subisce degli inganni, alla fine questa lealtà lo porta però a prendere il testimone di Otello, perché Otello in una scena poi, insomma, quando lui viene a mancare, dà, come dire, un testimone a Cassio di prendere il comando del futuro esercito di Venezia e quant'altro, però questa lealtà lo porta alla fine ad avere un lieto fine. Ecco. Esatto. Allora, l'avrei detto anch'io. Allora, abbiamo poco tempo, ma due, insomma, siamo arrivati a Brabantio, di cui abbiamo richiamato più volte, perché è un personaggio cruciale
per chi, adesso in particolare, come ha già anticipato Giorgio, in questo allestimento fa qualcosa che apre una chiave, aggiunge una chiave nella lettura appunto attualizzata. Poi non so se è la parola giusta, adesso nel corso del dibattito ho pensato che non è una questione di attualizzazione, è una questione di appunto di far emergere più che altro degli elementi. Ecco, il caso di Brabantio è un padre a cui diciamo, la prima manifestazione di Brabantio è contro Otello, cioè è di accusare Otello di aver insomma sedotto in modo con le sue, non mi viene la parola in questo momento, subdolo, ingannevole, arti magiche, grazie, e quindi con tutto quello che questo significa, perché è evidente che c'è l'idea che Otello sia qualcuno di diverso, che non è all'altezza, che non è quello che il padre immaginava per la propria figlia. E poi c'è questa scena di cui è stato detto, che ormai l'abbiamo detto, quindi lo diciamo, lo continuiamo a dire, sì, un po' piano, in cui appunto il padre che certo si muove con un senso di protezione, ma fa un passo verso la figlia e rende questa scena una scena molto importante nel vostro spettacolo, perché mostra, scoperchia un meccanismo che... Allora, noi abbiamo dell'acqua e anche dei bicchieri. L'avete? No, se non l'avete, qua c'è, no, non è una battuta, l'avete bisogno perché qua c'è a posto. No, non voleva essere una battuta, davvero. Stavo pensando cosa c'entrasse l'acqua con Brabantio, perché non avevo messo era proprio... insieme le due cose. Esatto. No, scusate, ecco. È caduto qualcosa. No, allora, diciamo che insomma, ogni personaggio in questo allestimento appunto ha un elemento che ne aggiorna, diciamo, la definizione più canonica, e il caso di Brabantio è abbastanza evidente, no? Perché... Sì, a me sembra un'operazione molto intelligente da parte del regista, ma per una ragione molto semplice e molto importante oggi, al di là dell'attualizzazione di Brabantio. Brabantio, se ci pensate bene, è un padre, abbiamo detto, razzista, no? E diciamo nell'Italia di oggi, questo lo dico senza alcuna connotazione politica, più della metà dell'Italia, degli italiani di oggi, perché dobbiamo parlare anche col pubblico, sono razzisti, credo, non lo so, però questo è facile dire, no? Voglio dire, lanciare una denuncia contro il razzismo. L'aspetto più interessante, l'aspetto più intrigante della regia di Giorgio Pasotti e della drammaturgia di Dacia Maraini è che dietro a un razzista si nasconde una persona, un padre responsabile che ama la figlia, un padre irreprensibile, un padre che prende le sue responsabilità, un padre tenero, un padre dolce. E quindi questo trovo l'aspetto, il famoso italiani brava gente, cioè voglio dire, trovo sia un aspetto molto importante, perché e questa è la bellezza del teatro e la bellezza di poter lavorare con dei registi e con dei drammaturghi. La bellezza è proprio quella di andare in un'epoca come quella attuale, dove facilmente si può accusare l'altro e si deve scegliere se stare da una parte o dall'altra, e quindi dire è razzista, io non sono razzista. È bene approfondire, è bene vedere e cercare di capire che non esiste un'alternativa fra un bianco e un nero, ma esiste, soprattutto in questo momento storico, un'esigenza di approfondire e di capire. E questa è, diciamo, la sfida che è quella di Brabantio, ed è molto divertente per me
anche se non mi diverto quanto il Doge. È molto divertente farlo, nel senso che sono un po' come una bestia quando nei confronti del pubblico, è troppo bello essere sul palcoscenico e così, e quello che sento dal pubblico proprio è un rapporto di empatia, in alcuni casi di condivisione anche delle idee razziste, delle idee patriarcali, perché parte del pubblico è così e ci sono anche delle brave persone che sono così, e dall'altra invece anche un odio verso quest'uomo che insomma è così. Quindi in questo rapporto, diciamo, in questa alternanza di empatia e odio gioca il mio personaggio. Poi avrei un sacco di cose da dire, ma voglio dire anche non sul mio personaggio, vorrei dirle sugli altri, su tutti gli altri attori, su Giorgio Pasotti, vorrei dirvi... Dirò solo su Giorgio... Vabbè, questo... No, allora ha detto lui, dico solo su Giorgio Pasotti. No, devo dire che è stata, come ha detto lui, è stato, perché questo può anche interessarvi cosa c'è dietro poi al lavoro, e si è parlato del capannone, certamente, lo confermo. Si è parlato degli 80 gradi, io purtroppo sono 115 kg, quindi gli 80 gradi sono stati abbastanza duri, ma un lavoro molto... era da molto tempo che non avevo affrontato un lavoro così rigoroso sulle azioni fisiche, spesso si trovano i registi che hanno in qualche modo delle idee, diciamo, dei concetti, e tu devi realizzare un concetto, non sai come fare, cerchi di fare, poi magari ti viene un'idea e il regista dice questa era l'idea che avevo io, e tutto si risolve. Invece Giorgio dall'inizio, da anni e cose, aveva le idee chiarissime sul lavoro che voleva fare, e con un duro lavoro veramente, non in maniera retorica, sulle azioni fisiche, sulla chiarezza, di semplificazione, di così, ci ha permesso ora in questo momento di divertirci sul palco e così. E poi non dico più niente perché il regista ha detto che posso parlare solo del regista, ma vorrei parlare dell'unicità dell'interpretazione di... Niente, basta. Allora, last but not least, Roderigo, che anche nel caso di Roderigo si tratta di un personaggio, è l'amico di Iago, è il fedele amico di Iago, innamorato di Desdemona, anche lui personaggio difficile da immaginare, almeno per me. Ci sono, insomma, in tutti i testi... Difficilissimo, perché è uno scemo, nessuno vuole fare lo scemo. Confermi che è difficilissimo. Ok, allora, appunto, c'è la sfida di dar corpo a personaggi che hanno una difficile definizione, o non definizione immediata. Ecco, in questo caso, allora, se il Doge è il fool, tu sei un demi-fool, potremmo dire. Sì. Nel senso che, di nuovo, c'è una componente di relazione che talvolta gioca su toni comici, c'è un lavoro fisico che accentua questo aspetto, diciamo, deficitario di Roderigo, che non capisce fino in fondo quello che sta succedendo, che si fa un po' manipolare da Iago, no? Quindi mi incuriosiva questa dimensione di trovare una forma a Roderigo. Sì, io su questo posso dire solo: venite a teatro, perché è una cosa tanto di cui vi ringrazio, tutte queste persone interessate al teatro, e questo grazie. Il teatro è sacro, deve vivere per sempre, vivrà per sempre. C'è un finale di Roderigo che non posso dire, straordinario, noi sappiamo, quindi vedrete anche una sorpresa su, diciamo, questo personaggio, come esce di scena. E poi ti ringrazio dello spunto che mi hai dato, perché dopo un po' capisci che la cosa più divertente è porsi delle sfide. Giorgio ha detto prima, io sono un attore, quindi lui ti dà la chiave dal punto di vista attoriale, e sulle prime nessuno vuole fare lo scemo, che tutti pensano di essere fighi, invece se cogli questo aspetto, il personaggio secondo me è molto divertente. Nella tradizione, anche negli allestimenti più classici, lui dà il via
sia all'opera perché c'ha la prima scena, sia diciamo al meccanismo che c'è dietro a questa tragedia. Quindi io non posso che ringraziare tutti e, come ha detto prima Totò, il Dio del teatro, perché siamo qua a parlare di teatro. Tra poco faremo uno spettacolo che sarà unico e irripetibile, quindi senza rubare tempo agli altri vi ringrazio e viva il teatro. Io vorrei aggiungere, perché è bene saperle le cose. Allora, prima di Diego Migeni c'era un altro attore, Davide Paganini, che ha fatto le prove famose sotto il capannone e che poi ci ha dovuto lasciare per motivi professionali. Diego Migeni ha avuto come dire, il coraggio, e non è una cosa retorica o semplice, di prendere in mano un personaggio come questo, che non è solo, è molto semplificato dire che è uno scemo. In realtà Roderigo è semplicemente un uomo che cerca affetto, che non lo riesce a trovare, ed è una persona bisognosa di coccole, è bisognosa di una guida, è una persona probabilmente che non ha famiglia e che cerca in maniera del tutto anche dolce di avere qualcuno che gli vuole bene, sostanzialmente. E in questo famoso finale che non possiamo rivelare, farà un gesto proprio, anche in un momento critico della sua vita, ma un gesto proprio di affetto, di estremo affetto. Quindi non è solo uno stupido, anzi non è uno stupido, è semplicemente una persona molto buona, molto che probabilmente nella società, su quei reietti che vengono un po', no, abbandonati, ed è invece una persona semplicemente in cerca di affetto, di qualcuno che lo accetti per quello che è. Ritorno al fatto che Diego Migeni ha preso la chiamata, e speravo lo facesse, e ha preparato questo personaggio in soli 48 ore, quindi 2 giorni di lavoro. Quindi a lui va un grosso applauso, perché non è assolutamente facile. E un ultimo appunto anche sul pazzo. In realtà il Doge, sono quei piccoli puntini sulle i, ma che ci tengo molto, dato che hai avuto, come dire, un'analisi perfetta del nostro spettacolo. Il Doge non rappresenta solo un pazzo, anzi secondo me non è affatto pazzo. Il Doge rappresenta il potere, ed è un potere distratto, ed è un potere molto narcisista, molto concentrato su se stesso e poco sui problemi che invece dovrebbe vedere, affrontare e possibilmente anche mettere a posto. È uno assolutamente devoto a se stesso, ovviamente è un'iperbole della politica, no? Della politica più menefreghista, quella che come dire, intona come dire, delle frasi molto importanti, ma poi di fatto non fa nulla. Ecco, lui rappresenta questo tipo di potere, per cui, come dire, è un finto pazzo, sembra pazzo ma non è pazzo affatto. Quindi sono tutte piccole cose che spero. Poi adesso Diego vi ha ringraziato, ma voi verrete poi a teatro, sì o no? Perché poi magari perché poi verrete, no? Verrete a vedere lo Swan, perfetto, perché no, non vi ringrazio proprio. E invece faccio quest'ultima chiusa, che ha affrontato e introdotto Diego. Il teatro deve invece tornare ad essere quel luogo preposto che è nato per essere, un luogo non solo di intrattenimento, ma anzi un luogo dove di stimolo di un pensiero, attraverso uno spettacolo noi dobbiamo stimolare una riflessione, un pensiero, magari un dibattito, ma un'emozione forte che possa stimolare, ripeto, una riflessione. Questo è il ruolo del teatro, non è solo venite, è un bello spettacolo, ci divertiamo, usciamo, andiamo a mangiare. No, il teatro deve ritornare ad essere, soprattutto, scusate, ma per i più giovani, un luogo di profonda riflessione. Per quello che io mi auguro che venga reintrodotto nelle scuole la materia teatrale, e non è perché devono imparare che Giacomo Giorgio ha fatto l'Otello nel 2026, no, ma devono imparare che attraverso la cultura e la storia teatrale si possono capire molto meglio i problemi che ci circondano. Si possono avere una capacità analitica molto più importante, molto più sviluppata. Ecco, tutto qui.
non credo di dover aggiungere altro se non un ringraziamento a voi per aver costruito questo momento insieme, e ovviamente un invito a andare a teatro sempre, sempre. Grazie.